Buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo e penultimo appuntamento con i pomeriggi del Romanico per l'edizione 2026. Continua il nostro viaggio nella musica medievale, nei canti e nella musica medievale, questa volta a farci da Beatrice, visto che la figura è femminile, nel mondo della musica medievale sarda e non solo, presumo, perché gli strumenti penso fossero più o meno gli stessi, è la dottoressa Agostina Meloni che ci parlerà per l'appunto di strumenti musicali, quindi un ulteriore capitolo in questo viaggio nella musica del Medioevo. Abbiamo parlato di uno strumento in particolare nella prima conferenza, che sono le launeddas, poi abbiamo avuto una seconda conferenza molto originale, devo dire, con tanto di canti, quindi è stata molto, molto particolare. Questa volta invece parleremo di strumenti in generale. Per quanto mi riguarda, presumo che ci siano anche delle opere d'arte da cui tu hai tratto e hai... esatto, è sempre così. Tanto è sempre così quando si parla di Medioevo. E niente, io lascio la parola alla dottoressa Meloni. Siamo tutte orecchie, mai come in questo caso, ormai ho imparato dalla scorsa conferenza che bisogna usare l'udito. Buonasera a tutti. Posso? Ma sì, no. Il capello preferito forse stare in piedi. Sì, mi piace stare in piedi. È meglio. Buonasera a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare gli amici del Romanico per iniziative sempre così particolari, accattivanti e simpatiche, il Museo Diocesano per l'ospitalità e non per importanza la professoressa Martorelli per ultimo per avermi invitato a questo ciclo di conferenze e avermi permesso di finalmente unire i miei due percorsi di studio, ovvero l'arte e la musica. Nasco infatti come pianista ma con una formazione in archeologia e quindi cercherò con questo punto di vista particolare, raro, di esaminare quali sono stati in maniera esaustiva, più possibile, gli strumenti musicali, le pratiche sonore e anche gli eventi a cui prendevano parte gli uomini del Medioevo. E la scelta del titolo non è stata casuale, ho preso un'espressione latina, musica visibilis, che ci rimanda a quell'idea dell'armonia musicale visibile anche nelle opere d'arte, quindi nelle geometrie e nei calcoli matematici delle architetture stesse. L'ho però voluto utilizzare, anche se si tratta di un concetto rinascimentale, per cercare di esplorare assieme quali sono state, partendo da rappresentazioni pittoriche, scultoree, quindi plastiche e dalle miniature, quali sono stati quindi gli strumenti musicali, le pratiche sonore e i vari eventi a cui prendevano parte appunto gli uomini medievali. Per quanto riguarda il Medioevo, sappiamo che è un periodo vastissimo di circa 1000 anni e noi dobbiamo immaginarlo, forse abbiamo sempre avuto l'impressione di immaginarlo come un periodo particolarmente silenzioso. Non era assolutamente così. Infatti la musica era presente nella vita quotidiana di tutti. Si divideva principalmente in due macro categorie. Abbiamo infatti la musica di tipo religioso e la musica profana, quindi tutto ciò che non era inerente all'ambito religioso. La musica religiosa si sviluppava principalmente nei conventi, nelle cattedrali, mentre la musica profana non soltanto nell'ambito delle corti, ma anche musica che purtroppo noi possiamo definire senza note, che non c'è infatti pervenuta, quindi musica legata ai canti popolari, alle danze popolari. Per quanto riguarda la Sardegna, abbiamo la fortuna di aver avuto dalla nostra parte anche dei ritrovamenti di tipo archeologico documentario. Infatti sappiamo bene che all'interno dei castelli della Marmilla, di Bosa e del castello di Sardara erano presenti non soltanto delle ceramiche
molto eleganti e finemente decorate, che quindi ci fanno capire l'importanza del banchetto e della convivialità in un determinato ambito, ma anche l'uso di questi strumenti che intervallavano probabilmente i passi. Un ritrovamento particolare è la presenza di questo flauto in osso. Il fatto che lo ritroviamo in osso è particolarmente importante e significativo, perché solitamente sappiamo che questo genere di strumento era realizzato con materiale con cannella acustica, quindi di minor valore, e che avessero quindi un meno rilievo dal punto di vista anche della sonorità e dell'importanza acustica dello strumento stesso. Per quanto riguarda invece le fonti documentarie, quelle testimoniano più gli aspetti di una musica religiosa. Infatti anche soltanto nel museo in cui siamo presenti oggi vi sono i codici liturgici medievali, dove si trovavano quindi i primi datati tra il III e IV del XIII secolo, dei manoscritti riccamente miniati del tetragramma, sappiamo adesso che in musica si utilizza il pentagramma, quindi 5 linee e 4 spazi. Ai tempi in una prima notazione si utilizzava il tetragramma, costituito da colorato in rosso, e venivano poi utilizzati una scrittura pneumatica tipica del periodo gregoriano, in questo caso in un sistema di 7 pentagrammi, anzi tetragrammi per pagina. Dal punto di vista però delle testimonianze pittoriche, plastiche e manazzuristiche abbiamo diverse rappresentazioni. Forse un po' per deformazione professionale mi viene da voler fare una sorta di sintesi di quelle che sono le parole chiave che andremo a utilizzare oggi, ovvero l'iconografia, che è il primo passo che viene utilizzato per lo studio di un'opera d'arte. Quindi noi vedremo quale strumento viene rappresentato, in che modo veniva eseguito, quindi la gestualità del suonatore stesso. L'iconologia, che invece ci consente di capire la motivazione per cui è stato rappresentato un determinato strumento o evento sonoro, quindi la motivazione che è alla base, e questi due studi vanno a intersecarsi con la musicologia, che è la scienza che ci consente di studiare la musica in tutti i suoi aspetti, soprattutto per quanto riguarda quell'aspetto che lega le prassi musicali con l'essere umano, quindi l'evoluzione dell'essere umano stesso. E visto e considerato che andremo a trattare di strumenti principalmente, l'organologia, che è una scienza, una branca della musicologia che ci consente di studiare l'evoluzione tecnica di questi strumenti, quindi come sono stati realizzati in origine, come si sono evoluti nel corso dei secoli, e questo lo vediamo tantissimo nelle rappresentazioni di tipo iconografico, e anche un tipo di classificazione dal punto di vista di sonorità, quale elemento che vibra e ci permette di comprendere di che tipologia di strumento si trattasse. Nonostante queste 4 scienze viaggino in maniera parallela e si intersichino più volte, è importante ricordarci che bisogna controllare, avere una sorta di criticità nei confronti delle opere stesse. Non dobbiamo infatti dimenticarci che l'artista aveva come priorità assoluto la realizzazione di un'opera che fosse bella dal punto di vista estetico, quindi non sempre rispettava quelli che erano gli standard dello strumento del periodo. Infatti molti musicisti avevano delle posizioni inconsuete, non sempre impugnavano lo strumento nel modo corretto, o le scene che venivano rappresentate non erano coeve a quelle di realizzazione dell'opera d'arte. Lo stesso avviene anche per la forma stessa degli strumenti, che poteva subire delle variazioni. Infatti possiamo trovare degli strumenti modificati per diverse ragioni. In primo luogo l'artista non era in grado di poter rappresentare ad esempio le 11 corde del liuto, che erano molto difficili da realizzare ad esempio in una scultura plastica. Altre volte poteva voler rappresentare più corde, come avviene per la lira, per poter identificare con una caratteristica simbologica di tipo cristiano. Altre volte ancora semplicemente non conosceva esattamente quale fosse la pratica in cui veniva utilizzata. Quella di cui andremo a parlare oggi
è la musica instrumentalis. Boezio nel VI secolo d.C. Divideva la musica in 3 categorie, riprendendola anche dalle tradizioni più antiche. Quindi musica mundana, che era quella legata agli astri celesti, quindi intellegibile, impossibile da poter percepire. La musica umana, lo stesso, non comprensibile, ma che cercava di avvicinare l'uomo agli astri celesti, e la musica instrumentalis, che racchiudeva la musica sacra, che sappiamo essere stata almeno fino all'Alto Medioevo, ma anche in realtà successivamente, già nel Basso Medioevo, quasi esclusivamente vocale, e la musica di tipo profana, che invece utilizzava tutti quegli strumenti non ritenuti particolarmente elevati dalla Chiesa. Infatti la prima analisi che andremo a fare è sicuramente quella legata al canto liturgico. Come molti di voi sanno, esisteva il canto gregoriano. Secondo una leggenda, Gregorio Magno aveva racchiuso in un antifonario tutti i canti definiti cantus firmus, quindi i canti precedenti della tradizione cristiana, all'interno di un antifonario. In questo caso queste melodie erano monodiche, cioè avevano un'unica melodia e non erano accompagnati dalla strumentazione. Nel corso però dei secoli, qua approdiamo già al Basso Medioevo, nell'XI secolo, incomincia a nascere la polifonia. Quindi questo canto, che era tradizionale, legato quindi a una tradizione scritta, veniva sovrapposto da altre voci. In particolar modo veniva utilizzata una voce più grave che aveva la funzione di bordone, cioè un suono lungo, continuo, che accompagnava questi canti. Noi questa rappresentazione la possiamo vedere anche nel presepe di Grecio di Giotto, nella rappresentazione di questi 2 monaci posti sulla sinistra che presentano uno sguardo rivolto verso l'alto. Infatti possiamo vedere che l'Egio Ligneo, il badalone, è posto in una posizione più elevata, dove si trovava sicuramente il canto liturgico, e la stessa posizione l'ha anche il monaco all'estrema destra. Tutti e 3 infatti presentano una bocca aperta e lo sguardo verso alto. Vi è però un quarto monaco che ha una bocca leggermente più chiusa, e questo ci fa intendere che la posizione della sua gola andasse a richiamare delle sonorità che fossero più gravi, e che quindi fosse lui a interpretare la parte del bordone. Ma nel corso di questi secoli sono presenti anche altre rappresentazioni dei monaci che intonano i canti. Sappiamo infatti che la musica era presente in tutte le celebrazioni liturgiche di qualsiasi tipo, e questo lo possiamo vedere all'interno di un rituale funebre. Quindi abbiamo il seppellimento di San Martino di Tours, in cui sono presenti 2 monaci con abiti semplici che intonano il canto. Questo ruolo di cantori era fondamentale, e già dai secoli precedenti, ma con le comunità monastiche, i giovani con un talento vocale particolare potevano partecipare potevano studiare la musica, e avevano un ruolo preeminente all'interno di alcune processioni. Tra queste sicuramente quelle legate alle festività natalizie e alla festività pasquale. Questi giovani cantori partecipavano già in età precoce, venivano istruiti da un unico monaco all'interno del monastero, quindi probabilmente si tratta di comunità benedittine, che cercavano, attraverso lo studio dei diversi canti gregoriani, di sviluppare dei momenti tradizionali della cultura cristiana. Tra questi sicuramente l'ingresso durante la processione della Domenica delle Palme, in cui sappiamo essere presenti per traduzione anche dei giovani, dei bambini di origine ebraica. In questo caso, in questa rappresentazione che si trovava sul portale della chiesa di San Leonardo al Frigido a Massa, e che adesso si trova al Metropolitan Museum per restauri, sono rappresentati i cantori, quindi con la bocca aperta, che si rivolgono ai giovani fanciulli invece presenti sugli alberi. Ma noi ci dobbiamo domandare come facevano questi giovani cantori a memorizzare in maniera così puntuale tantissimi canti. La modalità era molto semplice.
per quei tempi sicuramente, ovvero venivano utilizzati gli 8 modi del canto gregoriano. L'ottava veniva divisa in modo tale che si avessero 8 tipologie di scale musicali e ogni canto veniva associato a una determinata di esse. Dal punto di vista dell'iconologia, lo studio di questi modi del canto gregoriano è molto interessante. Io ho preso ad esempio i 4 degli 8 modi gregoriani presenti nella Basilica di Cluny. Gli altri sono in stato frammentario, quindi non avrebbero reso bene la capacità espressiva dei modi stessi. Il primo modo è molto particolare perché rappresenta una figura seduta che ha una citola però in una posizione, uno strumento, quindi a corde pizzicate, in una posizione inversa a come la si suonerebbe oggi stesso. Immaginiamoci che potesse utilizzare una sorta di chitarra, è evidente che la posizione è di tipo speculare, quindi con la mano destra in braccio, quella che viene chiamata la tastiera, con la mano sinistra suona il plettro. Quindi ricordiamoci questo dettaglio, ovvero che il monaco è in una posizione opposta a quella solita. Lo stesso avviene per la figura femminile del secondo modo. È una figura velata che si sta muovendo, quindi è in una sorta di danza, e presenta nelle mani i cimbali, che sono 2 piattini a percussione reciproca collegati da un nastro. Anche in questo caso, essendo uno strumento particolarmente antico, quindi presente anche in epoche precedenti, sappiamo e conosciamo anche le modalità attuali. Esiste una versione anche che viene utilizzata attualmente anche in Tibet, e questi cimbali venivano percorsi in modo inverso, ovvero la mano destra doveva percuotere la mano sinistra. Quindi nel terzo capitello invece possiamo vedere una figura che è interpretata come un suonatore di lira, uno strumento che non era più presente nel Medioevo. Molti degli strumenti di tradizione greca e romana erano stati dimenticati nell'Alto Medioevo e riscoperti successivamente. Quindi l'utilizzo di questo strumento all'interno di un capitello, anche con una corda in meno rispetto al solito, viene interpretato come un simbolo. Il simbolo è quello di resurrezione, come Orfeo, Cristo. Lo stesso nel quarto capitello invece presenta una figura che dovrebbe rappresentare un momento funebre, perché si tratta di una figura stante con sulle spalle 4 campanelle, anche se in questo caso vediamo che una terza si trova nel braccio sinistro, con uno strumento che viene chiamato tintinnabulo, che veniva utilizzato dai monaci nel momento della morte di un confratello. Quindi, nonostante questi capitelli dovessero rappresentare i modi del gregoriano, identificano quello che doveva essere il percorso del monaco, ovvero doveva necessariamente, il percorso spirituale ovviamente, doveva necessariamente modificare il proprio legame con il terreno per poter avere quindi una sorta di morte terrena e risuscitare, secondo il terzo modo del gregoriano. In queste immagini ho cercato di rappresentare come dovevano essere gli strumenti musicali effettivamente, visto che dalla scultura non emergevano in particolar modo. Abbiamo quindi la citola, che era uno strumento a corde pizzicate, solitamente erano 4 o 5, a volte erano doppie corde, avevano una forma particolare in quanto non era necessariamente regolare, il fondo piatto, che la distingueva da uno strumento che andremo a vedere successivamente, la rosetta centrale da cui usciva il suono e i vari piroli alla base della tastiera, alle quali venivano legate le corde. Abbiamo poi la lira, come dicevamo prima, di tradizione precedente, che presentava solitamente 7 corde, in questo caso appena visualizzato ne presenta solo 6, e infine i cimbali, uno strumento che è molto legato anche all'uso didattico. Infatti,
benché gli strumenti musicali non venissero adoperati durante le celebrazioni religiose, venivano utilizzati come strumenti didattici. Infatti, in qualche modo, questi giovani cantori dovevano memorizzare i vari brani. Per questo veniva utilizzato il monoaccordo, che si fa risalire addirittura a Pitagora. Si tratta di uno strumento che presenta un'unica corda con un ponticello mobile. Si può vedere questo ponticello mobile che ci consente di dividere la corda in diverse sezioni e quindi spiegare in maniera matematica gli intervalli. La rappresentazione, la miniatura sottostante è proprio Guido d'Arezzo, colui che ha inventato il tetracordo e ha coniato per la prima volta l'alfabeto. In questo caso troviamo quell'alfabeto che viene utilizzato ancora oggi nei paesi anglofoni, quindi di tipo letterale, alfabetico. Sta spiegando al vescovo aretino il funzionamento del monoaccordo. I monaci, i giovani cantori, però utilizzavano un altro strumento particolare per poter memorizzare gli intervalli tra le note. Questo strumento sono le campane a battacchio, ovvero le campane venivano disposte in ordine crescente e servivano appunto attraverso degli intervalli prestabiliti tra una nota e l'altra, e in questo modo i giovani cantori potevano memorizzare gli intervalli presenti nei brani. Finalmente però arriviamo alla nostra Sardegna, quindi il primo rinverimento è di un periodo che è a cavallo tra l'Alto Medioevo e il Basso Medioevo. Ci troviamo infatti a Sant'Antioco nell'XI secolo con la rappresentazione di uno strumento bicalamo, quindi costituito da due canne, suonato in maniera molto particolare da un suonatore abbigliato alla bizantina. Possiamo vedere il collo quadrato con delle decorazioni di perline sia sui polsi che sul colletto, presenta altre caratteristiche come per esempio la fiaschetta del pellegrino e una sorta di bisaccia. La particolarità di questo strumento è che iniziamo a vedere l'utilizzo e l'uso stesso della posizione gestuale delle mani, mentre la mano sinistra è in una posizione tale da far ipotizzare la possibilità di un trillo, quindi di un unico suono però emesso attraverso una sorta di vibrato, utilizzeremo oggi, dello strumento. La mano destra ha la posizione che viene chiamata a forchetta, che quindi sta probabilmente realizzando la melodia. Per quanto riguarda l'interpretazione di questo strumento, sono state varie. Alcuni hanno voluto vedere le prime launetas, altri hanno potuto visto soltanto l'unione di quelli che era il doppio aulos dell'epoca precedente, altri ancora hanno ipotizzato potessero trattarsi di venas, cioè un altro strumento tipico della tradizione sarda, di dimensioni più corte, per la quale però non abbiamo un confronto assolutamente diretto e perfetto, perché non troviamo lo strumento è frammentario, quindi non possiamo vedere l'imboccatura, cioè se si trattasse di un tipo di ancia diverso, e soprattutto neanche come venisse esattamente legato lo strumento, oltre ad avere una forma piuttosto svazzata verso la fine. Quindi è stato interpretato come uno strumento bicalamo e come una sorta di doppio clarinetto. Un esempio similare, che però è stato sicuramente successivo, ci troviamo già nel XVI secolo, si trova nei tre bassorilievi esterni della chiesa di Bolottana. Abbiamo infatti un suonatore che viene abbigliato in una maniera che viene definita anche alla sarda, alla turca, per la presenza della scimitarra, che ha uno strumento a fiato costituito da doppia ancia, probabilmente, come poteva essere quella delle launedas. La presenza dei fori di tipo rettangolare ha fatto ipotizzare che si trattasse di launedas, mentre invece nelle benas abbiamo dei fori circolari, e anche la presenza della sacca, che solitamente il suonatore di launedas tiene per contrarre le launedas, ha dato una prima ipotesi alla presenza di questo strumento in Sardegna.
Ovviamente, però, quello che ci preme capire è che come pensavano agli strumenti, come pensava alla strumentazione l'uomo medievale. Infatti vi era una distinzione, c'era la distinzione tra gli strumenti che venivano definiti alti, quindi con grandi sonorità, che venivano adoperati nelle celebrazioni nell'esterno, per le guerre, e che per quanto riguarda la nostra iconografia la ritroviamo specialmente nel giudizio universale nei momenti dell'Apocalisse. E poi ci sono gli strumenti bassi, quelli che hanno una sonorità più tenue, più vellutata, più pacata, che venivano utilizzati in momenti di festa cortese e che troveremo successivamente, e che in questo periodo inizialmente vengono rappresentati di rado. Un esempio in cui possiamo visualizzare alcuni degli strumenti definiti come strumenti alti è il giudizio universale della Cappella degli Scrovegni, dove attorno alla mandorla con Cristo in trono troviamo 4 angeli che suonano uno strumento che viene interpretato, che era stato inizialmente interpretato come una vocina medievale, una vocina romana, che però aveva una forma più circolare. In questo caso è una tromba dritta, semplicemente. Altre rappresentazioni si trovano anche si trovano in tutta Italia e non soltanto. Le troviamo infatti a Genova, nella cattedrale di San Lorenzo, dove lo strumento assume una forma meno elegante, che però è sempre impugnato con le doppie mani dall'angelo, e lo stesso avviene anche nel portale del Redentore, nel Battistero, dove la gestualità rimane la stessa. Vedremo poi nel dettaglio bene questo strumento e capiremo per quale motivo veniva impugnato in questo modo. Per quanto riguarda invece uno strumento simile ma costituito con materiali differenti, si tratta dell'olifante, che troviamo principalmente in scene di guerra, ma anche in scene come poteva essere il bacio di Giuda, in cui sappiamo essere presente un esercito. Per quanto riguarda la strumentazione, negli aspetti militari, in realtà ci sono stati pochi storici a interessarsi veramente a questi strumenti, anche perché quelli che venivano adoperati in battaglia erano strumenti di scarsa qualità, che avevano un'unica funzione, ovvero la funzione di dare un segnale di battaglia, oppure dovevano allietare le giornate dei militari nei momenti di riposo, e non necessitavano quindi di una grande perizia tecnica. Gli strumenti che abbiamo appena visto li possiamo ritrovare però finalmente anche in Sardegna. Infatti troviamo quello che è stato interpretato come un suonatore di corno, sempre all'esterno della chiesa di San Bachisio Bolottono. Ancora di più in questo caso si vede l'abbigliamento particolare del suonatore e la scimitarra. Probabilmente la sua presenza all'esterno della chiesa aveva una funzione quasi anche per i collegamenti con con gli altri bassorilievi presenti nella chiesa, aveva una funzione di apotropaica, quindi di scacciare il male all'interno della chiesa, oppure legata a dei rituali di caccia, di caccia legati anche però alla nascita e alla crescita della stagione primaverile. Un altro esempio si ritrova invece nei retabili, quindi queste grandi tavole lignee di epoca spagnola, in cui sono presenti gli angeli, sempre nel momento del giudizio universale, con questa tromba di vita. Gli strumenti di cui stiamo parlando, di cui stiamo visualizzando, sono l'olifante, quindi un corno decorato di origine dalle zanne degli elefanti, che come possiamo vedere non ha alcun foro per poter modificare il suono, e delle trombe dritte che realizzate in ottone non avevano comunque dei fori. Questo come veniva interpretato dagli uomini medievali? Semplicemente questi strumenti erano considerati come strumenti non degni di musica misurata, quindi
loro creavano della musica non mensurata, quindi non adatta a delle celebrazioni di tipo religioso, ma da poter utilizzare soltanto nei momenti di battaglia o come abbiamo visto nei momenti di richiamo, di allerta. Per quanto riguarda invece gli strumenti bassi, li ritroviamo già a partire dal XII-XIII secolo nelle grandi cattedrali europee, mete di pellegrinaggio, quindi ci troviamo nel sud della Francia, nel nord della Spagna, in cui era importante dare all'immagine che si trovava sia sui portoni delle chiese, come in questo caso, ma come abbiamo visto prima anche sulle controfacciate, dare un messaggio, un exemplum figurato ovviamente di quello che doveva essere, di quelle che dovevano essere le storie tratte dalla Bibbia. In questo caso nel portico del paradiso troviamo i 24 vegliardi dell'Apocalisse, cioè degli anziani, e finalmente in questo caso vediamo degli strumenti che sono differenti da quelli utilizzati precedentemente. Sono strumenti che secondo la classificazione vengono considerati strumenti a corda, perché il materiale con cui viene messo il suono sono le corde. Ne troviamo di svariati. Infatti nella cattedrale di Chartres tutti i vegliardi hanno una strumentazione diversa. Questo presenta una ribecca, questo probabilmente è interpretato come un monocordo e questo presenta una viella. Quindi tutti strumenti a corde, 2 a corde stregate e 1 a corde pizzicate. E inoltre è presente anche l'allegoria della musica, sempre sulla stessa facciata, che essendo degna di rispetto e quindi delle manifestazioni più alte della musica, non poteva che possedere gli strumenti classificati degni. Quindi abbiamo il salterio, uno strumento a corde pizzicate, la ribecca, utilizzata sia a corde pizzicate che stregate, e le campane battenti di cui abbiamo visto precedentemente. Quelli che andiamo a analizzare più nel dettaglio adesso sono i vegliardi dell'Apocalisse di Moissac. Infatti loro presentano tutti lo stesso strumento, ovvero la ribecca. La ribecca era uno strumento a corde, inizialmente a corde pizzicate, quindi non esisteva l'archetto, costituito da 3 uniche corde, ma si può vedere anche dalla rappresentazione grafica, che quindi in questo caso è molto fedele, ma la difficoltà interpretativa di come venisse eseguita nelle vegliardi di Moissac si può intravedere, mentre invece è ben presente l'uso corretto di questo strumento nella porta della cattedrale di Santiago di Compostela, dove il re Davide la impugna in maniera tale da avere il palmo sinistro rivolto verso l'alto, con l'utilizzo dell'archetto. Anche all'interno delle Canticas di Santa Maria, che sono una raccolta di canti in cui sono presenti anche le miniature che erano particolarmente fedeli all'uso di questi strumenti, vediamo un'altra modalità di esecuzione. In questo caso il palmo è rivolto verso il basso e la ribecca è posizionata nel senso inverso. La differenza sta anche che probabilmente lo strumento stava già subendo una sorta di evoluzione, questo lo si può vedere dalla cordiera, in questo caso dello strumento, disposta in maniera in maniera orizzontale rispetto allo strumento. Altri vegliardi, quindi sempre la stessa iconografia, la ritroviamo anche nel portico della Gloria a Santiago de Compostela. Qui i vegliardi continuano a utilizzare gli strumenti a corda, ma in questo caso troviamo quella che viene definita la viella. Anche come per la ribecca, questo strumento veniva utilizzato in diversi modi. Nel XII e XIII secolo, soprattutto per quanto riguarda questi portali ricchi di decorazioni, troviamo la viella pizzicata dallo strumentista appoggiata sul grembo o sulle gambe. Nelle testimonianze successive che andremo ad esplorare vedremo una posizione molto diversa dello strumento, che verrà utilizzato come lato del violino, ovvero appoggiato sulla spalla dello strumentista con l'utilizzo dell'archetto.
Questo possedeva solitamente 5 corde e aveva la forma della cassa armonica di tipo o ovale, ovoidale, come in questo caso, o a forma di 8, come in questo. La rappresentazione che si trova nelle cantide la dà con l'utilizzo dell'archetto, quindi già un suo utilizzo successivo. Quello che vediamo accanto è il salterio. Il salterio è uno strumento a pizzico che veniva utilizzato, che aveva una sorta di connessione spirituale anche del suonatore con la parte celeste, aveva un ruolo, almeno inizialmente, di connessione divina. Successivamente questo strumento che abbiamo visto sia di forma triangolare, lo vediamo poi di forma schiena d'asino, lo troviamo anche di forma pentagolare, assume un ruolo differente. Questa è la rappresentazione del trionfo della morte nel Camposanto di Pisa. Si tratta quindi di una scena che possiamo interpretare come giardino d'amore, dovuta agli elementi che ritroviamo molto spesso, ovvero gli alberi di ristoro alle spalle dei suonatori. Quello che troviamo qui è un suonatore di viella visto di spalle, e accanto abbiamo una figura femminile con il salterio di forma pentagonale. Qual è la differenza tra i due musici? Mentre questo vegliardo utilizza una sorta di plettro che è difficilmente visibile, ma si capisce dall'uso stesso dall'impugnatura della mano, successivamente il salterio avrà un uso esclusivo delle dita. Questo è facile da capire, la motivazione per cui si è evoluto in questo modo è facile da comprendere, perché si passa da quello che era un accompagnamento di semplici canti, quindi un accompagnamento di tipo polifonico, a un canto monodico, a un accompagnamento polifonico, quindi con l'uso di entrambe le mani e delle diverse dita. Altro strumento rarissimo e molto particolare presente e che non ritroviamo in nessun esemplare in Sardegna purtroppo è l'organistrum. Questo strumento ha la particolarità di essere eseguito inizialmente da 2 strumentisti. Uno infatti si occupava di girare la manovella che permetteva la rotazione di una ruota all'interno e lo sfregamento delle corde. L'altro invece utilizzava dei tasti esterni a quella che era la cassa in cui era contenuta tutta la cordiera, quindi le varie corde dello strumento, per poter dividere la corda in maniera diversa, anzi le 3 corde dello strumento in maniera diversa, e creare così delle armonie differenti. Questo era lo strumento che vediamo rappresentato. Quindi abbiamo la manovella, quindi questa ruota azionava questa ruota, quindi una sorta di ponticello, si può chiamare mobile, e faceva sfregare le corde che venivano divise dalla tastiera. Successivamente, visto che si trattava di uno strumento particolarmente scomodo da utilizzare, troverà una forma più agile, quella ghironda. Questo strumento veniva utilizzato da un unico suonatore, lo vediamo in questo esempio, che con la mano destra azionava la ruota e con la sinistra consentiva la divisione delle corde. È uno strumento che avrà un utilizzo smodato nella musica che abbiamo detto senza note, quindi di cui non rimane praticamente il repertorio scritto, ma che veniva utilizzato durante le danze popolari, anche perché consentiva di avere diverse sfumature di suono. Quello che ci preme dire è che a partire dal XIV secolo, quella che era stata l'iconografia di cui avevamo parlato finora, ovvero un'iconografia legata prettamente all'Apocalisse, quindi alla versione del giudizio universale, cambia. Gli angeli, con l'introduzione e con anche l'ampliamento del culto di Maria, incominciano a suonare quegli strumenti che solitamente erano destinati all'essere umano.
Quindi io ho indicato concerto di angeli, tra virgolette, perché in realtà non si trattava di una vera concertazione degli stessi. Gli strumenti che vengono inseriti non erano pensati dall'artista e tantomeno in realtà anche a livello legato alla cristianità dal fedele come un'esecuzione di più strumenti contemporaneamente, quindi una sorta di concertazione, ma finalmente vi è l'umanizzazione della figura dell'angelo, cosa che poi si porterà avanti anche successivamente nel Rinascimento in maniera sempre più importante, e quindi l'angelo stesso potrà utilizzare gli strumenti che prima erano destinati esclusivamente all'uomo. E tra questi troviamo subito alla sinistra l'angelo in ginocchio, in questa incoronazione, in questa maestà di Massa Marittima, una viella. Precedentemente abbiamo visto che la viella veniva utilizzata, veniva suonata con le dita o con uno strumento a pizzico come una sorta di plettro. In questo caso la viella viene utilizzata attraverso l'archetto, quindi non è più uno strumento a corde pizzicate ma a corde stregate, assomiglia sempre più a quello che sarà successivamente il suo successore, ovvero il violino. Alla destra, invece, possiamo trovare un angelo che per la prima volta presenta quello che sarà lo strumento principe in realtà del Rinascimento, ma che iniziamo a trovare anche dal XIV secolo, ovvero il liuto. Il liuto è uno strumento a corde pizzicate, la caratteristica che ha la forma della cassa armonica di tipo piriforme, presenta una tastiera con la cavigliera, quindi con l'inserimento delle corde in maniera perpendicolare alla tastiera stessa. Il retro è costituito da una serie di doghe che recano una sorta di bombatura, e la rosetta che abbiamo visto prima di piccole dimensioni assume delle dimensioni sempre maggiori. Per quanto riguarda la gestualità, molto probabilmente in questo caso l'angelo la sta suonando esclusivamente con le dita e non con un plettro. Questo lo si può vedere da come è posizionato. Sicuramente, se vogliamo trovare un'immagine che possa racchiudere tutti gli strumenti presenti nel Medioevo, il politico Brauncelli, quindi questa pala d'altare di grandissime di ottima fattura eseguita da Giotto, li presenta tutti. Nella pala centrale, come sempre, troviamo l'incoronazione della Vergine, quindi questo aspetto tematico iconografico lo ritroviamo ancora in maniera costante, e nelle tavole ai lati troviamo invece delle immagini che sono di tipo speculare. Infatti le due che affiancano la tavola centrale sono una speculare all'altra, e lo stesso avviene per quelle successive. Ma guardiamo nel dettaglio. Mentre gli angeli più esterni suonano quelle trombe diritte che abbiamo visto nell'Annunciazione, la cui posizione delle guance fa capire la potenza e la necessità di fiato che era indispensabile per suonare strumenti definiti alti, quella accanto è uno strumento che ancora non abbiamo avuto modo di vedere e che sarà il principe del Medioevo. Perché verrà utilizzato in tantissimi modi, in tantissimi luoghi. Si tratta dell'organo portativo. Questo organo portativo era una versione portatile letteralmente di quello che sarà poi l'organo che avrà una funzione fondamentale non solo in chiesa a partire dal Rinascimento e poi ancora di più nel Barocco, ma che avrà grande importanza invece dal punto di vista portativo all'interno del Medioevo, perché veniva utilizzato sia per l'accompagnamento dei canti nelle celebrazioni religiose, ma soprattutto consentiva di dare
una certa sonorità anche a livello delle celebrazioni più legate agli aspetti profani della vita, quindi nelle danze. Esempi se ne possono ritrovare quindi sia in contesti sacri, quindi questo è un dettaglio della tomba dell'abate Gallo, in cui sono presenti sempre la ribecca, il liuto e poi l'organo portativo. In questo caso, quali sono gli elementi fondamentali di questo strumento? È uno strumento molto particolare che ha le sue origini antichissime, perché riprende dall'organo idraulico che veniva utilizzato dai Romani. Quindi a un certo punto questi uomini medievali dovevano aver riscoperto le tecniche costruttive e avevano portato anche delle modifiche tali da poter utilizzare quindi una sorta di sacca d'aria che veniva procurata dal mantice, ok, che è questo, che veniva adoperato dalla mano sinistra dell'esecutore, mentre la mano destra utilizzava la tastiera. Questa tastiera permetteva di azionare attraverso il mantice e l'uso del tasto stesso delle lamelle presenti all'interno delle canne e quindi di emettere il suono prescelto. Solitamente erano in serie di 12-16 canne, coppie di canne, e avevano appunto la possibilità di essere eseguite da un unico suonatore, come in questo caso, oppure col nome di organo però positivo, cioè di organo che poteva essere poggiato su una superficie piana, in quest'altro caso. Se nel precedente abbiamo osservato quindi l'uso in ambito sacro, in questo caso ci troviamo nuovamente nel giardino d'amore, quindi vi sono sempre gli strumentisti presenti ai lati, quindi un suonatore in questo caso di ribecca, un altro suonatore qua del lato, la fontana, altro elemento importante dell'iconografia del giardino d'amore, quindi in cui si poteva abbeverare, e finalmente l'organo positivo. Qual era la differenza? È che mentre uno strumentista si occupava di suonare la tastiera, l'altro si occupava invece di utilizzare il mantice. Un po' come ancora oggi viene utilizzato l'organo. L'esecutore dell'organo in chiesa non è mai da solo, necessita che qualcuno modifichi il registro e che quindi consenta l'esecuzione. Gli altri strumenti di cui abbiamo parlato precedentemente, quindi abbiamo le vielle. In questo caso possiamo osservare anche il lato posteriore dello strumento, quindi vedere che non ha quella gobba, quella protuberanza che invece è il liuto, ma ha un fondo piatto. Quelli che invece troviamo accanto sono le ciaramelle, un altro strumento molto particolare che si differenzia però dalle trombe di lite dell'olifante, perché presenta delle diteggiature, la possibilità di utilizzare le dita per modificare il suono, e questo lo ritroviamo anche nel retablo di San Martino, nella tavola dedicata alla Vergine in trono, dove è presente la Vergine circondata dagli angeli. Troviamo in una posizione di fondo, probabilmente per il fatto che utilizzassero degli strumenti considerati alti, da questa parte la cornamusa, che andremo a analizzare, che è legata all'aspetto pastorale principalmente, da quest'altro lato quella che abbiamo definito come ciaramella. Inoltre ritroviamo un liuto, la viella, in questo caso a corde pizzicate, una ribecca disposta in maniera verticale a causa, come dicevamo prima, questo è un esempio in cui l'autore, non avendo più spazio di realizzazione dell'opera, si ritrova a posizionare lo strumento in una posizione errata, in cui solitamente non veniva eseguito il suono, in cui solitamente non veniva eseguita musica, ma in una posizione di riposo. Poi troviamo un flauto a becco, il classico flauto dolce. L'organo portativo di cui abbiamo appena parlato è un'arpa di tipo gotico. Quindi la ciaramella è il primo strumento che incontriamo a fiato, che viene considerato partecipante della musica effettiva. Infatti questo strumento presentava, qua non è visibile, ma un'ancia doppia, cioè una doppia canna che
veniva ripiegata su se stessa. Non so se avete presente, il logo è attuale, quindi uno strumento, è lo strumento precedente lo stesso. Quindi la ciaramella aveva diversi fori, non presenta delle chiavi come lo strumento moderno, quindi non ha quella parte metallica, ma le dita dell'esecutore dovevano chiudere i diversi fori. Anche per questo era necessaria una grande forza d'aria, anche perché non presentava ancora quelle caratteristiche evolute dello strumento di tipo moderno. Qua nella cantica è ben visibile la doppia ancia, invece, quindi questa parte dello strumento veniva posizionato tra le labbra dell'esecutore in modo tale che vibrasse e a seconda della vibrazione dei fori coperti intonasse in maniera differente. L'altro esempio è quello dell'arpa gotica. L'arpa gotica ha una forma decisamente più snella e allungata di quella che invece troviamo nelle cantiche e che viene interpretata come arpa romanica. Ha una quantità maggiore di corde. Qui non sono esattamente definite, non si possono contare anche se sono presenti i pioli, ma sono presenti dei pioli aggiuntivi rispetto al numero esatto delle corde, e quindi anche in questo caso si può capire che non ci fosse una perfetta corrispondenza tra la rappresentazione artistica con quella effettiva dello strumento, dell'uso dello strumento. Vediamo che il musicista impiega entrambe le mani come si usa ancora oggi, ma a differenza dell'arpa di tipo romanico ha delle dimensioni più allungate e maggiori, presenta più corde. Queste in realtà dovevano essere all'incirca 23, mentre queste si limitavano solitamente a 10-13 e presentavano tutte una sorta di immagine zoomorfa, parte zoomorfa all'interno della rappresentazione, mentre queste presentavano un uncino che, se ruotato, permetteva di rendere il timbro dello strumento leggermente più graffiato, più metallico. Rappresentazioni di altri strumenti che troviamo ancora oggi li possiamo ritrovare in Sardegna, quindi sempre nella chiesa di San Marchise e Bolota abbiamo un altro suonatore, in questo caso si tratta di un calco, quindi non della rappresentazione reale, quello conservato comunque al museo, mentre lo ritroviamo anche nel retablo della Porziuncola. Partendo dal retablo troviamo gli strumenti che abbiamo già visto, quindi abbiamo un'arpa di tipo gotico, il liutto, e qua è ben visibile la parte della cavigliera posta in maniera perpendicolare alla tastiera dello strumento. Abbiamo l'evoluzione della Rebecca, quindi suonata in maniera opposta, col palmo rivolto verso il basso. Questo strumento che troviamo esclusivamente in Sardegna, che è la vihuela, cioè uno strumento molto simile alla chitarra ma utilizzato in contesti più elevati, il tamburello e infine questo strumento che assomiglia tantissimo a quello presente nel suonatore. Cosa hanno in comune questi due? Innanzitutto troviamo che il suonatore in questo caso ha tra le mani due strumenti, quindi nella mano sinistra tiene un flauto che viene interpretato come piffero. Questo presenta probabilmente due fori di emissione davanti e uno sul retro, mentre in questo ne presenta tre, lo si può vincere dalla posizione delle dita, e due sul retro. Entrambi poi, attraverso in questo caso una mazzuola, in questo caso un battente, percuotono un tamburo. Questa iconografia, che è stata ipotizzata derivasse che fosse di origine spagnola, la ritroveremo tantissimo anche nei secoli a seguire, ed è quella che possiamo definire come anticipatrice del sullito con su tamburino. Quindi troviamo infatti il suonatore che con la mano sinistra
suona e modifica l'intonazione dello strumento a fiato, e con la mano destra invece percuote il tamburo. La differenza anche dei tamburi è l'evoluzione stessa meccanica, forse non è ben visibile in realtà, ma nell'immagine si capiva meglio. È presente una corda che collega le due membrane, che permette quindi di accordare in maniera perfetta lo strumento, ed è presente anche un'altra corda posta in maniera verticale qua, che aumenta le vibrazioni dello strumento stesso. Quindi aumentando così l'intensità. Tutto ciò nel suonatore di piffero della chiesa di San Bacchisi non è presente. Quest'uso ovviamente era legato principalmente alla tradizione popolare, anche se poi noi lo ritroviamo anche in opere sacre. Questo retablo è sicuramente quello che rappresenta al meglio come gli strumenti venissero utilizzati durante le celebrazioni, venissero utilizzati durante la prassi dello strumento stesso. Sullo sfondo abbiamo gli strumenti definiti alti, quindi le due trombe diritte e la prima cornamusa che andremo ad analizzare. Poi troviamo la viella, il liuto, che sappiamo essere un liuto solo dalla forma bombata del retro, mentre invece non è ben visibile la parte ripiegata. E poi troviamo la vihuela, che abbiamo visto precedentemente, quindi questo strumento che sostituiva la chitarra per renderlo più elevato, e quindi l'angelo non poteva che suonare tale strumento. Un tamburello basco, usato soprattutto nelle danze popolari, la ciaramella vista precedentemente e l'arpa gotica. E la posizione degli strumentisti in questo caso è veramente molto simile a quella che doveva essere effettivamente quella dei suonatori. L'uso che ne fa l'angelo, per esempio, della vihuela è sempre dal punto di vista polifonico, perché vediamo che utilizza tutte le dita e non usa esclusivamente una sorta di plettro metallico come avviene con la chitarra. Un retablo che sicuramente è molto interessante dal punto di vista dell'iconografia è il retablo del presepio. Questo infatti nella parte superiore presenta una schiera d'angeli che in questo caso intona un canto. Il canto che intona è il primo versetto del Gloria. E il fatto che gli angeli stiano tutti guardando in una posizione diversa del cartiglio musicale ci fa capire che si trattava di un canto polifonico, quindi ciascuno sta seguendo la melodia che dovrebbe utilizzare. Come nei codici qui rinvenuti vediamo sempre un tetragramma in rosso e l'utilizzo sempre di questi neumi quadrati tipici dell'epoca in bruno. Sappiamo quindi che sicuramente nel XV secolo, ma anche precedentemente, la musica era diventata finalmente polifonica. Un altro aspetto particolare di questo retablo è la presenza di uno strumentista che non è un angelo. È l'unico che è stato rinvenuto in cui è presente un pastore invece a suonare uno strumento. Si tratta di un pastore lo vediamo dalla presenza dei calzari, le gambe scoperte nella parte alta, e quella che sta utilizzando è una cornamusa. Questa cornamusa è uno strumento di tradizione popolare che seguirà, avrà diversi sviluppi, cambierà nome, verrà utilizzato anche il termine zampogna, e che in realtà assomiglia tantissimo agli strumenti a fiato che abbiamo visto precedentemente, con un'unica differenza: la presenza di una sacca d'aria, di una sacca costituita solitamente da budero di animale, che permettesse quindi di utilizzare altra aria per la realizzazione di suoni contemporaneamente. Infatti lo strumentista, ci dovrebbe essere l'ingradimento, si occupa con l'aria che viene definita calda, che esce quindi direttamente dalla sua bocca, di usare i fori della prima canna per poter emettere un suono melodico, quindi una melodia in particolare, mentre quella alle sue spalle viene utilizzata come bordone, come abbiamo visto prima per i monaci, quindi un suono prolungato che serve ad accompagnare la melodia.
L'introduzione alla presenza di una zampogna e quindi di uno strumento di carattere popolare non fa altro che farci riflettere su quelle che dovevano essere le musiche popolari nel Medioevo, di cui non è rimasta traccia, ma che dovevano avere un ruolo fondamentale all'interno delle corti. Infatti il menestrello, che noi solitamente per tradizione abbiamo interpretato come una figura quasi negativa, goliardica, in realtà aveva un ruolo di prim'ordine all'interno delle celebrazioni delle corti e accompagnava tutti i rituali e lo si può vedere anche soltanto dalla sua rappresentazione a livello proprio di vestizione, quindi aveva un ruolo di prim'ordine nella corte. In questo caso solitamente i menestrelli erano in gruppi che andavano dai 3 ai 5, massimo 7 elementi, in questo caso sono 5. Troviamo infatti il suonatore di uno strumento a fiato, che ricorda tanto da un certo punto di vista quello che era lo suonatore di calamo rivenuto in Sardegna, ma in questo caso si tratta di un doppio aulos ma con un flauto a becco, quindi con l'impostazione che è quella del flauto che viene utilizzato adesso, il flauto dolce, e poi un altro suonatore di chitarra che adesso vi mostro meglio nel dettaglio, ovvero uno strumento a corde di dimensioni più piccole rispetto agli strumenti precedenti e che veniva che veniva utilizzato sempre con l'uso del plettro. In questo caso infatti non è lo strumentista a corde che crea la melodia, ma è lo strumentista a fiato, ed infatti con la mano destra sta creando la melodia, con quella a sinistra un basso continuo e il suonatore invece con la chitarra accompagna con degli accordi. I cantori alle spalle probabilmente intonano diverso canto. La presenza dei menestrelli e quindi di cerimonie di tipo popolare è legata anche a eventi particolari come quelli della danza, che sappiamo essere fondamentali nella vita dell'uomo del Medioevo e che ritroviamo nella chiesa militante trionfante, nella parte bassa dell'affresco, in cui sono presenti, in questo caso si tratta di una danza in fila, in cui ci sono 3 donne e la quarta sta intonando un canto e presenta tra le mani un tamburello che viene definito tamburello basco, quindi un tamburo di grandi dimensioni a cui sono legati delle coppie di piattini. Un'immagine più nitida di questa raffigurazione la troviamo nell'allegoria degli effetti del buono e cattivo governo, dove troviamo appunto il tamburello costituito da un'unica membrana, mentre l'altra parte rimane scoperta, a coppie dei piatti che dovevano essere solitamente 5 o 6, in questo caso sono addirittura 7, con cui con cui il suonatore creava il ritmo. Questo ritmo poteva essere fatto a livello di percussione, quindi far muovere la membrana dello strumento, a livello di scuotimento, facendo vibrare soltanto i piattini. Questa è un tipo di carola, un tipo di danza che veniva utilizzata tantissimo nelle feste paesane, quindi le persone si muovevano in cerchio e passavano una volta legate assieme sotto le braccia di altri 2 personaggi. Anche tra gli strumenti ovviamente del tamburello basco abbiamo visto che ci sono delle rappresentazioni anche in Sardegna, e a differenza di quelle rappresentate nel resto d'Italia non presentano la membrana. Infine, per quanto concerne la danza, in ambito sardo troviamo diverse attestazioni, difficilmente leggibili anche a causa dei materiali su cui sono state realizzate, e infatti troviamo una base di colonna nella chiesa di San Lussorio nel XII secolo, dove è presente un suonatore, quello che è stato interpretato come un suonatore, 2 figure femminili riconoscibili dalla presenza di lunghe gonne e al centro probabilmente un suonatore di tamburo. Quindi quello che iniziamo a vedere già a partire dal XII secolo è una sorta di prima danza che successivamente verrà interpretata come
ballo tundu. Quindi un ballo a cerchio, un ballo di tipo rituale che si ritrova principalmente in coreografia che si ritrova nelle chiese campestri e che aveva dei rituali anche legati al raccolto e quindi all'arrivo della primavera. Questi fanno parte degli altri bassorilievi rinvenuti nella chiesa di Bolotana e quindi adesso si può avere un'immagine completa degli stessi. Quindi anche in questo caso abbiamo un abbigliamento che è stato interpretato come la sarda perché presentano le lunghe gonne, invece i maschi presentano i calzari e le figure maschili e femminili si tengono per mano, quindi come a imitazione di un ballo sardo. Lo stesso è stato visto e interpretato anche nell'architrave del portale sinistro della chiesa di San Michele del XII secolo, dove sono presenti una figura maschile capovolta che è stata interpretata anche come una figura tipica della danza sarda, due figure maschili con le braccia ad anfora e una figura femminile e una maschile che si tengono per mano, che quindi probabilmente stanno portando avanti un altro tipo di ballo. Sicuramente figura che ci consente di capire meglio quella che doveva essere il rituale, il legame della tradizione del ballo con la sua presenza in capitelli esterni della chiesa è quella presente nella chiesa di San Pietro Quadri in provincia di Oristano, in cui i danzatori si tengono per mano e alle loro spalle possiedono delle piante d'alloro che rimandano al concetto di resurrezione. Quindi quello che si è potuto capire di questo percorso negli strumenti musicali e nelle prassi esecutive e negli eventi sonori presenti in Sardegna è che in Sardegna e nel resto del Mediterraneo è che nonostante la Sardegna non riporti tutte le attestazioni che abbiamo invece riscontrato soprattutto in un primo periodo, quindi nel XII secolo, di strumentazione, in realtà fosse anch'essa particolarmente viva e presente nel panorama mediterraneo e che gli strumenti, l'unico strumento che non è possibile ritrovare, di cui non si ha testimonianza in Sardegna, è la ghironda, ma che tutte le attestazioni legate invece alla musica vocale, alla musica strumentale, ma ancora di più agli eventi sonori, quindi legati alla danza e alle cerimonie dell'ambito cortese, invece si possono ritrovare tranquillamente anche a noi in questi secoli. Bene, grazie mille per questa finestra sul Medioevo. Per me in particolar modo è stata molto interessante perché mi sembrava di dare l'esame di arte medievale, quindi mi hai ricordato il perché ho studiato storia dell'arte, perché attraverso le opere, l'arte figurativa in particolare, che fosse scultorea o pittorica, era come accedere in qualche modo, avere un accesso privilegiato a quel periodo che mi ha sempre incuriosito e mi ha sempre affascinato. Quindi non avevo mai pensato alla musica, all'aspetto della musica, invece oggi mi hai fatto incuriosire, mi hai aperto questa porta tu, quindi ti ringrazio personalmente per questo aspetto. Io non so se ci sono domande tra il pubblico, online. Io vorrei fare una domanda. Arrivo io che sono perché sennò non la sentono nella diretta Facebook. No. Siamo social. Io volevo fare una domanda sulla profana. I suonatori avevano partitura? No, assolutamente quindi era una cosa istintiva, La cioè parte- come suonavano, cosa suonare e come suonare. Ripetilo al microfono giù. Ho chiesto se i suonatori
andavano a istinto o seguissero una partitura e avevano una partitura scritta. Io chiamo il sindacato delle microfonine. No, in realtà la musica, intesa come musica strumentale, praticamente fino al periodo barocco, è musica esclusivamente estemporanea. Quindi il musicista sapeva già a livello di orecchio quale potesse essere l'accompagnamento adatto a una determinata cerimonia. Ovviamente nel momento in cui Quindi i cantori andavano esatto, e loro seguivano assolutamente. Mentre invece per quanto riguarda, ovviamente cercavano sempre di creare degli ensemble, dei gruppi che fossero funzionali alla realizzazione della musica. Era presente, mi vengono in mente adesso le danze popolari, dove sicuramente non vi era alcun tipo di partitura, si cercava sempre di avere uno strumento che fosse percussivo e che quindi consentiva così di tenere il ritmo e che aiutasse anche le persone che danzavano a mantenere la pulsazione, e poi vi era uno strumento solitamente melodico e uno strumento invece di accompagnamento che aveva una funzione di armonica, quindi di sottofondo che potesse abbracciare. Lo stesso avveniva anche per l'accompagnamento di tipo strumentale. Soltanto a partire dal 1500-1600, cavallo tra quei secoli, si incomincia ad avere una partitura scritta che però viene elaborata dallo strumentista stesso. Anche le partiture che conosciamo, per esempio, mi viene da pensare al 1600, le partiture che conosciamo di basso continuo, veniva indicata un'unica nota per il basso della mano sinistra, per accompagnamento, quando invece l'esecutore sapeva benissimo come abbellirlo, come realizzare una trasformazione tale da creare un sottofondo musicale, quindi aggiungeva altre note in maniera funzionale. Ci sono altre domande? A casa no. Vari complimenti, però domande per ora no. A me è incuriosito molto il fatto che hai iniziato dicendo che la musica sacra non utilizzava strumenti, però nelle opere di scene sacre gli strumenti c'erano, quindi questa sorta di contraddizione fra la realtà e poi l'arte, le opere d'arte. Ma c'è una spiegazione del perché nelle opere d'arte poi questi strumenti venivano rappresentati? L'interpretazione che è stata fatta è che, mentre se pensiamo agli strumenti presenti nel giudizio universale, nell'Apocalisse, che sono strumenti che nel quotidiano venivano utilizzati per battaglie, per dare dei segnali, degli allarmi, lì è normale che l'angelo possedesse un certo tipo di strumentazione. Successivamente, con l'introduzione, con l'ampliamento del culto di Maria, anche la figura dell'angelo cambia e incomincia ad essere una figura più umanizzata, e quindi può automaticamente suonare anche degli strumenti musicali che venivano solitamente utilizzati dall'uomo, che all'inizio del Medioevo sappiamo benissimo che invece non potevano essere minimamente contemplati, dove l'unico tramite tra l'uomo e il Dio poteva essere il canto, che doveva essere unico come il canto gregoriano e non doveva essere in alcun modo ostacolato da altri strumenti costruiti dall'uomo stesso. Esatto, era lo strumento con cui iniziamo e che lasciamo già. Rossana, vuoi fare una domanda? Ti vedevo lì che... Sì, intanto complimenti, una esposizione molto ricca e molto chiara anche, con dei riferimenti tecnici, ma devo dire appunto molto accessibile, perché io non so nulla di questo, quindi se ho capito io, penso che abbiano capito tutti. Proprio perché ha dato queste informazioni così precise, hai esordito dicendo che le fonti ovviamente sono pochissime per il nostro periodo. Allora ti chiedo, come fanno gli studiosi di questi argomenti a ricostruire tutti questi dettagli in assenza di fonti? Anche io sto facendo una domanda assolutamente da profana. È veramente molto complicato.
Molti i musicologi che si interessano soprattutto della musica di un periodo in cui non abbiamo conoscenza scritta si ispirano proprio alle iconografie e quindi partendo da queste iconografie cercano di ricostruire anche praticamente come dovessero essere questi strumenti e quindi cercare di immaginare anche. In realtà le iconografie maggiori ci vengono delle miniature che sono molto puntuali dal punto di vista della prassi esecutiva e poi dei gruppi esecutivi presenti nelle corti. Cercano comunque di ricostruire questa strumentazione e verificare che questa potesse funzionare in qualche modo. È un aspetto molto complicato. Ci sono diversi gruppi, io avevo paura di sforare. Ci sono diversi gruppi, in realtà uno in particolare di origine portoghese su YouTube che si è impegnato nella realizzazione di strumenti musicali di epoca medievale e che quindi ha cercato di comprendere al meglio come potesse essere la musica a quei tempi. Poi, esatto. È molto molto complicato. Anche i materiali che venissero utilizzati a livello di cercare di capire quali fossero utilizzati. Poi la fortuna di qualche testimonianza scritta c'è anche perché tra i popolani c'erano anche dei chierici vaganti, ovvero delle persone che avevano deciso di iniziare una carriera di tipo monastico e poi invece avevano deciso di abbandonarla, però erano stati istruiti, sapevano scrivere e leggere la musica e quindi qualche canto a cui poi si è ispirato un certo Orff con il Carmina Burana lo abbiamo. Okay. Se non ci sono altre domande, io ti ringrazio a nome di tutti, ringrazio tutti voi. L'ultimo appuntamento è per il 6 marzo, ci ritroviamo qua per l'ultimo appuntamento. Ringrazio la direttrice e il personale del Museo Diocesano che anche stasera ci ha ospitato e ci vediamo il 6 marzo. Arrivederci.